Con un comunicato chilometrico il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, arriva a essere irritato per i dubbi che da più parti in città e dall'area progressista in particolare sono stati avanzati su alcuni aspetti dell'affaire via Pietro Nenni e Empedocle. La verità è che in tema di parcheggi noi ben ricordiamo quanto il sindaco ebbe a dire nel dicembre del 2021, lui dimentica, prova a farlo dimenticare, noi ce lo ricordiamo, lo afferma Nuccio Dispenza in un comunicato stampa nella sua qualità di portavoce dell'area progressista agrigentina. Era l'inverno del 2021 e Miccichè sostenne che gli edifici fatiscenti del centro storico dovevano essere demoliti e al loro posto creare parcheggi. A distanza di 4 anni oggi avremmo potuto concorrere al titolo di capitale dei parcheggi, fortuna che da quella brillante idea non si è passati ai fatti. Ricordo che a quella geniale idea replicò l'amico Daniele Gucciardo di Lega Ambiente del Circolo Rabat. Speriamo di aver capito male, scriveva Daniele Gucciardo, facendo notare al sindaco che demolire a tutto spiano andava contro il piano particolareggiato del centro storico, che demolire non era un'operazione a costo zero e che sarebbe stato opportuno mettere in campo politiche di incentivazione al recupero edilizio e abitativo degli immobili, con sgravi fiscali, accesso al credito agevolato e ogni altra facilitazione per chi avrebbe voluto investire nel centro storico, iniziando mattone su mattone la rinascita della vecchia Girgenti, a volte verba non volant.